Oggi abbiamo iniziato l'approvazione dello Statuto del Partito Democratico in Sardegna. Il preambolo è un punto politico, nel senso che noi diciamo di avviare con questo Statuto la presenza del PD dentro il PD nazionale con delle regole proprie. Tuttavia la nostra idea è che attraverso l'articolo 13 dello Statuto nazionale il Partito Democratico in Sardegna sia un vero e proprio Partito Democratico sardo, quindi confederato con quello nazionale, che riesca a recuperare, a raccogliere tutte le energie, le risorse che ci sono culturali, intellettuali e politiche in Sardegna che riguardano il sardismo, che riguardano il riformismo in Sardegna, che riguardano il progressismo in Sardegna, tutto ciò che è stato impegno negli ultimi 60 anni in questa direzione. Pensiamo che un progetto di Partito Democratico Sardo di questo genere possa attirare movimenti, associazioni, singole personalità che vogliono costruire insieme a noi un'esperienza riformista regionale, un'esperienza riformista sarda che guardi a un'esperienza importante che viene da lontano come il sardismo.